prossimo servizio ci spostiamo in Val Brenta, dove questa mattina quasi 200 canoe sono scese in acqua per dire no alla futura centralina idroelettrica. No alla centrale su Brenta! In quasi 200 hanno remato lungo il Brenta per dire no all'ennesima centralina idroelettrica. In canoa con un unico obiettivo: tutelare l'ambiente e le risorse locali. Brenta Longa, la manifestazione non competitiva, è stata organizzata dall'Associazione Bacino Acqua e Fiume Brenta, da Ivan Team e da Val Brenta Team, dalla Federazione Italiana Rafting e dalla Federazione Italiana Canoa Kayak. Vogliamo dare un segno forte e una nostra presenza, perché all'interno di una valutazione di impatto ambientale anche noi facciamo parte dell'ambiente, siamo per così dire fauna autoctona, nel senso che viviamo qui, viviamo su questo territorio e dobbiamo anche viverci in maniera serena e con un ambiente che non sia continuamente sfruttato e soprattutto modificato nel suo aspetto. Il ritrovo questa mattina alle 10 a San Gaetano di Varsagna per discendere poi il fiume. Per noi il Brenta è la nostra casa, in questi ultimi anni è stato parecchio sfruttato con 5 centraline, quindi dobbiamo rimanere uniti per salvaguardare almeno l'ultimo pezzo che ci è rimasto. Ad opporsi gli operatori che si affacciano sul Brenta e i cittadini che temono che l'ennesima centralina causi danni e impedimenti anche alle attività fluviali. Penso che l'acqua sia una risorsa molto importante e che non si può vivere senza.